con Alessandro Gnocchi. Buonasera, benvenuti ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Cominciamo a parlare di libri, però lo facciamo dando un'occhiata soprattutto alla attualità. Chiedo scusa, prendo un attimo gli appunti di quello di cui vi voglio parlare. Allora, ovviamente molti di voi avranno seguito la vicenda di Sigfrido Ranucci e di Report. Sigfrido Ranucci è stato oggetto di un attentato che sarebbe stato per oro organizzato da un suo amico, cioè La Vitola, che è un personaggio già salito alla ribalta della cronaca per essere, diciamo, come dire, uno che fa favori a volte richiesti, a volte no, a persone più potenti di lui, forse più potenti di lui. Fatto sta appunto che è esplosa una bomba nei pressi dell'abitazione di Ranucci e pare che appunto l'attentato fosse stato organizzato da La Vitola, amico di Ranucci, per creare allarme ma anche attenzione intorno alla figura di Ranucci, che nei sogni di La Vitola sarebbe poi diventato il vero leader della sinistra, il padrone del Campo Largo. Un progetto che a occhio e croce non stava in piedi, però lui ci credeva e adesso quello che si chiedono un po' tutti è se ci credesse anche Ranucci, cioè se la cosa fosse concordata, ma di questo non possiamo assolutamente dire nulla, non possiamo esprimerci, non possiamo entrare nel merito di questo, che appunto è all'oggetto allo studio degli inquirenti e non possiamo quindi tirare conclusioni affrettate. Quello che invece volevamo fare da un punto di vista letterario è prendere in esame la figura del giornalista, che spesso, cioè da tanto tempo, da sempre, diciamo da quando esiste da quando esistono i giornali, il giornalista è stato furbo, è stato spesso il soggetto di romanzi di critica o di satira sociale molto divertenti. Io direi che il capostipite è, capostipite nel senso, forse non il primo romanzo, ma quello più azzeccato tra i primi, è Illusioni perdute di Honoré de Balzac, un grandissimo libro. C'è questa figura, Lucien de Rubempré, che arriva a Parigi pieno di voglia di fare poesia, e questa ambizione però va perduta nel giro di poche centinaia di pagine leggendo, perché si dissolve appunto nella stanza dei giornalisti, entra in una redazione che Balzac descrive come il contrario della poesia, cioè come una specie di anti-inferno, di anticamera dell'inferno. Ci sono uomini che vendono elogi e stroncature allo stesso prezzo, che scrivono la mattina il contrario di quello che hanno, di quello che hanno scritto la sera prima, appunto perché cambiano idea più velocemente di quanto cambiano la biancheria e di conseguenza appunto la loro coerenza è inesistente e sono disposti a metterla da parte se c'è, non so, da vendicarsi di un amante che ti ha tradito o anche per ricattare l'editore e mettere le mani sul suo conto in banca, o almeno su una parte del suo conto in banca. Balzac parla di pensiero prostituito e direi che è una definizione azzeccata. Poi l'altro grande romanzo francese sul nascente giornalismo è Bel-Ami di Maupassant. E qua invece il protagonista è Duroy, che però è, a differenza di Lucien de Rubempré, che è un uomo
con degli ideali che poi tradisce clamorosamente. Questo invece nasce cinico, è già cinico fin dall'inizio, sa benissimo che il giornale è il luogo dove si mette in vendita la propria anima e mostra di sapere che la carriera si costruisce sì in redazione, ma anche nei salotti e nei letti. La chiave di lettura del romanzo, ciò che lo rende davvero divertente, è che il lettore vede chiaramente l'arrivismo del personaggio, il personaggio invece no, cioè è convinto di avere veramente un talento che invece non possiede. Quante persone così ci sono nelle redazioni non ne avete idea, è proprio un personaggio azzeccatissimo, direi. E poi ci sono altre interpretazioni, c'è il denaro di Zola, che è un romanzo che si sposta, cioè dal salotto di Maupassant alla borsa. Il protagonista di l'Argent, che poi è tradotto in italiano il denaro, è Jean Roux, che vende la propria firma a chi specula, e quindi il giornale diventa uno strumento con cui affossare un titolo azionario e non solo la reputazione mondana di una persona come era prima. E quindi è il romanzo che anticipa, diciamo, quell'intreccio che oggi è così attuale purtroppo tra giornalismo, informazione, media e finanza e quindi soldi veri. Dickens è un altro grande osservatore di questo fenomeno e ha scritto un romanzo che un po' assomiglia a quello di Zola come contenuto, poi però vira, diciamo, decisamente sulla caricatura, e forse l'aspetto più originale, diverso da quello degli altri libri di cui abbiamo parlato, è che lui fa già la caricatura dei tabloid che nascevano in quel periodo. E c'è una scena memorabile in cui la guerra viene annunciata in un trafiletto perché si preferisce una notizia 10 volte più stupida. Poi c'è Evelyn Waugh che ha scritto Scoop, è un altro libro in cui l'eroe William Booth diventa inviato di guerra quasi senza volerlo, per un equivoco burocratico. E qui invece la risata non è sul personaggio che finisce vittima di un ingranaggio, la risata è sull'ingranaggio, cioè sull'assurdità che hanno alcune dinamiche del mondo dei media. Poi l'elenco sarebbe infinito, ovviamente. C'è Graham Greene con The Quiet American, variamente tradotto in italiano, l'americano quieto. Qui invece c'è l'eroe disincantato, cioè il giornalista disincantato che non è né una rivista né un incompetente, è uno che ne ha viste troppe e non crede più a nulla. Sostanzialmente è questo, poi c'è Tom Wolfe, poi ce ne sono infiniti altri. Ma veniamo all'Italia. L'Italia è un caso un po' particolare perché sì, ci sono dei romanzi che hanno come protagonista il giornalista, non so, Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, il personaggio principale è appunto il redattore della cultura di un giornale che passa davanti alla dittatura di Salazar in Portogallo, passa dalla neutralità all'impegno. Però la figura più caratteristica, forse per noi, è una cosa un po' diversa, cioè è il giornalista che mette in scena se stesso, cioè il giornalista che entra in prima persona nel suo libro. I due casi più famosi, più eclatanti, sono quello di Pasolini, Io so, quindi è lui che entra, che come direbbe lui, butta il corpo nella lotta, no? Nella lotta mediatica. E forse però il personaggio che ha coniugato di più letteratura e giornalismo mettendosi in scena è la Fallaci, basta pensare alle sue grandi interviste
come quella a Khomeini, dove diventa lei la protagonista, no? E che ha anche un suo filone veramente letterario, no? C'è una scena in cui c'è una mosca che si appoggia sulla barba di Khomeini, manco la manda via, è come se fosse su un altro pianeta, no? Che è il pianeta delle persone che non rispondono più a nessuno. E quindi da noi la figura è un po' diversa. Forse un giorno, se c'è in questi momenti uno scrittore vero in Italia, forse la vicenda di Ranucci darà spunto a uno di questi romanzi. Ci vediamo nella seconda parte. Adesso ci ascoltiamo un brano, Start Me Up dei Rolling Stones. Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Adesso vi voglio parlare di una cosa che io ho trovato estremamente interessante, che sono le osservazioni di Edward Luttwak. Non sono raccolte purtroppo in un libro, ma sono le osservazioni che lui ha fatto in varie interviste, in vari interventi, e che io mi sono permesso di pubblicare poi sul giornale. Questo intervento ci dice praticamente, osserva, diciamo, la guerra che è in corso in Iran, cioè tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra, e prende questa guerra, la analizza per vedere come è cambiata l'arte della guerra. Lui è di una precisione incredibile, conosce tutti i modelli di missili, i costi, eccetera, eccetera. Io però ve la faccio molto, molto più semplice e molto più breve. Lui dice, sintomatico che il presidente Trump abbia deciso di sparare sull'Iran e sullo stretto di Hormuz una serie di missili costosissimi, e che li abbia sparati tutti fino quasi ad esaurire le scorte. Sono missili che costano tra 1,5 milioni ogni singolo razzo, fino a 3,5 milioni l'uno. Ne ha sparati una quantità incredibile e non ha vinto, almeno non in maniera decisiva. E dice Luttwak, in realtà l'America è dotata anche di missili o di bombe che costano infinitamente meno e che possono essere sganciate
dagli aerei con grande facilità, con grande precisione. Infatti la caratteristica della prima serie di missili di cui abbiamo parlato è che questi vengono lanciati da migliaia di chilometri di distanza, sono comunque precisi, ma come dire, sono sparati in questo modo. L'esercito americano, per volontà politica ovviamente, evita di portare fisicamente i soldati sopra il cielo dell'Iran, o se ce li manda, ce ne manda pochi, ecco, diciamo così. Perché e lui dice perché accade questo, cioè perché e poi dice un'altra cosa importante: se Trump avesse mandato gli aerei in massa ad attaccare l'Iran, non solo avrebbe vinto la guerra, ma probabilmente non avrebbe neanche avuto le vittime che lui temeva di avere, perché dice la contraerea, la contraerea iraniana è come se non esistesse per gli aerei americani, e è vero che ne hanno abbattuti un paio, è anche vero che non li hanno distrutti, li hanno danneggiati, e che gli equipaggi sono tornati in America, sono andati a prelevarli e li hanno portati via. Quindi Luttwak dice, con un calcolo un po' cinico, che il numero di vittime che l'America avrebbe dovuto sacrificare valeva la candela, perché valeva la vittoria della guerra, come dire, e forse questo non ci sarebbero nemmeno state queste vittime, a suo dire. Questo perché appunto, diciamo, le armi difensive degli iraniani non possono opporsi sostanzialmente alla modernità degli aerei americani. C'è anche un'aviazione iraniana, ma appunto spiega Luttwak benissimo che questa flotta, che questa squadriglia di aerei è talmente arretrata, sono vecchi aerei sovietici che non costituiscono una preoccupazione. Ma perché accade questo? Perché dice che la guerra è entrata in una fase post-eroica, cioè non è più ammesso in Occidente che un esercito possa avere delle vittime durante uno scontro. Questa fase post-eroica nasce in America come reazione al Vietnam, dove si ebbero grandi perdite, ma nessuno capì esattamente per quale motivo. Ed è questa ideologia, cioè questa visione della guerra, che fa scegliere poi le armi. Dice lui, in questo caso ha fatto però scegliere le armi sbagliate, perché si continua a prolungare la crisi, nessuno vince in via definitiva, l'Iran perché non può, l'America perché usa le armi sbagliate, e quindi la situazione va avanti, i pericoli di escalation sono sempre più grossi, e insomma così le cose non vanno, poi ci sono gli atti di terrorismo e così via. E quindi non va bene. E poi diciamo, per far capire l'importanza della tecnologia e il modo in cui funzionano le cose sul campo, ricorre a un esempio storico che non conoscevo e che è molto interessante. Lui dice, Winston Churchill non capiva niente di tecnologia, ma aveva perché Luttwak parla così, è molto simpatico, ma non capiva niente di tecnologia, però aveva un intuito tutto suo sulle cose della guerra. E all'inizio, ancora prima che scoppino i combattimenti, cioè che la Germania dichiari guerra all'Inghilterra, decide di investire dei soldi, tanti soldi, per migliorare la rete di radar. Quando questa rete di radar finalmente entra in funzione durante la guerra, Göring, che era il capo dell'aviazione tedesca, capisce subito che Churchill l'ha fregato, nel senso che Göring ha messo su una grande flotta aerea tedesca dal nulla, che riesce a competere con la RAF, che è la Royal Air Force, l'aviazione più forte del mondo era in quel momento. I tedeschi riescono a competere, ma nel momento in cui entrano in funzione i radar, basta, sono fregati. Gli inglesi
sono in grado di vedere subito dove partono, da dove arrivano gli aerei e possono organizzare la difesa. E per questo motivo Göring dice a Hitler: carissimo, pur essendo io sempre stato contrario al lancio dei razzi V2, adesso ti dico invece che è il momento di lanciarli, perché gli aerei non ce la fanno a passare le difese inglesi. Ed è per questo che Hitler appunto inizia a lanciare questi missili su Londra, che ovviamente sono terrificanti, hanno effetti distruggono intere città tipo Coventry, però diciamo che non hanno la capacità di mettere in ginocchio l'Inghilterra, nel senso che uno compie una strage e 10 invece finiscono in mare o finiscono nei punti sbagliati, insomma non colpiscono bene con efficacia, diffondono il terrore sì, ma non distruggono le infrastrutture, non distruggono gli aerei, non distruggono i radar. È esattamente lo stesso errore, senza fare paragoni storici ovviamente, però è lo stesso errore che adesso Luftwaffe imputa a Trump, cioè stai sparando da troppo lontano. In guerra è necessario che i soldati si avvicinino al territorio del nemico se possono, altrimenti i lanci non sono così efficaci. Poi c'è un'altra considerazione che sembra slegata dall'arte della guerra, invece Luttwak dice che è fondamentale, e che è la natalità. E lui dice non crediate che sia possibile fermare o arginare popolazioni che hanno un tasso di nascite superiori di 3 volte al nostro. Il nostro è negativo, quello è positivo, e di conseguenza, diciamo, gli ex paesi del terzo mondo, che ormai il terzo mondo non sono più, alla fine ci conquisteranno con il ventre, esattamente come avevano detto i nazionalisti arabi decine di anni fa. E fa vedere appunto i tassi di natalità. L'unico paese che ha un tasso di natalità comparabile è Israele. Gli altri paesi occidentali o il blocco occidentale non hanno un tasso di natalità che permetta di formare un esercito dignitoso, diciamo così. Sono considerazioni discutibili finché volete, però intanto come dire, sono elementi concreti buttati sul tavolo, mentre spesso invece si discorre così a caso, senza sapere esattamente quali sono le forze in campo e quali sono anche le idee che mettono le forze in campo. In questo caso sono decisive le idee. E tra parentesi voglio dire che Luttwak è erede di una tradizione, non dico artistica e letteraria perché non è non è la sua tazza di tè, però insomma c'è quel realismo che noi italiani abbiamo conosciuto ai tempi di Machiavelli. Sarebbe ora magari di rispolverarlo. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura.